Edicola Friuli. Oggi andremo in via San Rocco a Udine a conoscere un nuovo edicolante. E il settimanale Friuli che trovate appunto questa settimana dedica la copertina a Pordenone. Sindrome Pordenone, un territorio ferito che ha bisogno di peso, identità e leader e che riconquista l'orgoglio grazie a cultura e calcio. Ma è un numero speciale questo del Friuli che si avvicina al Natale, perché è un numero ricco di contenuti. All'interno infatti trovate lo speciale o in omaggio, speciale sapori, 40 pagine interamente dedicate ai sapori di casa nostra. Dai monti al mare, dal Livenza all'Istria, prodotti e piatti di un territorio ricco di eccellenze gastronomiche. E allora abbiamo chiesto agli udinesi che abbiamo incontrato oggi quali sono i piatti preferiti o il prodotto preferito tipico locale. E poi in allegato ovviamente il mensile di economia business con in copertina Giampiero Benedetti. Vi racconto il 2018, questo è il titolo. La ripresa c'è ma è precaria, abbiamo gli stessi problemi da 30 anni, sono pochi gli statisti e troppi i politici che guardano solo alle prossime elezioni, serve un nuovo rinascimento. Quest'anno l'agenda Friuli, l'agenda del gruppo Media Friuli dedica la copertina al maestro Giorgio Celiberti. Qui vedete appunto l'opera scelta, all'interno tanti spazi per annotare i vostri appuntamenti del nuovo anno, agenda telefonica, ma soprattutto anche un inserto fotografico dedicato proprio al maestro. Adesso mettiamoci in marcia, andiamo a conoscere il nuovo edicolante e ci spostiamo in centro. Eccoci qui, accanto a me Daniele Zulian. Buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Dell'edicola di via San Rocco. Siamo praticamente in uno dei quartieri storici di Udine, un quartiere che ha subito tante trasformazioni e cambiamenti negli anni, densamente popolato e che dall'82 il signor Daniele conosce e frequenta bene, ormai è d'adozione di San Rocco. Sì, esatto. Siamo qua dall'82, prima con mio padre e poi ho rilevato l'edicola nell'89. E diciamo che da quel tempo ne ho viste di cotte e di crude, diciamo. Ho visto lo sviluppo del quartiere e anche lo sviluppo del mercato dell'editoria praticamente. Abbiamo vissuto intensamente questi periodi e ci siamo trasformati nel tempo secondo le esigenze che si sono rivelate nel tempo. In questo quartiere qua ci conosciamo un po' tutti, ecco, come edicola di quartiere. Nel tempo appunto ho allargato l'attività con altri servizi tipo la Sisal, che è molto apprezzata per il pagamento di bollette e quant'altro, e poi anche altre cose un po' per sfizio, un po' per richiesta, tipo la biglietteria di concerti e partite. E anche diciamo nel tempo è stato molto richiesto il servizio di trasferimento di denaro, money transfer, perché nel tempo sono arrivati molti diciamo migrati extracomunitari che richiedono molto servizio di trasferimento di denaro. Oltre a questo, dall'attività seguo anche altre edicole come rappresentante sindacale, perché se non basta l'attività appunto bisogna anche passare il tempo dopo l'attività e quindi insomma sono un po' al corrente dei problemi della categoria, insomma, che sono parecchio gravi in questo periodo. È una categoria anche che diciamo lavora tanto e con ritmi di lavoro molto sostenuti. Certo, il lavoro si prolunga durante tutta la giornata, è impegnativo e su più fronti, sia lato vendita che lato diciamo così resa, perché il nostro lavoro è fatto così. Oltre a questo appunto, come ripeto, sono altri servizi aggiuntivi e come se poi non bastasse ci si mette la crisi e tutto il resto, ecco, come tutte le attività commerciali insomma si soffre anche la crisi, ecco. Da sindacalista le problematiche in sintesi e così velocemente, le problematiche che i suoi colleghi vivono. Ma come detto, io nel tempo ne ho viste di tutte, ecco, diciamo che le problematiche classiche, gravi, che si avevano una volta sono molto diminuite. Ormai il problema l'unico è vendere, nel senso la vendita del prodotto editoriale, ecco, che è calata, ecco, quello è il problema principale. Cerchiamo in tutte le maniere di incrementare in tutte le maniere, ecco, con gli sforzi che facciamo noi e anche i fornitori. E diciamo che, come avete anche potuto apprendere dalle cronache, purtroppo ultimamente problemi, a parte questi, ci sono tipo quello della sicurezza, no? degli esercizi commerciali. Molti hanno subito rapine, furti. Me compreso, ho avuto degli episodi piuttosto gravi, ecco, recentemente. Per questo appunto come associazione di categoria ci siamo impegnati a sensibilizzare gli associati perché appunto si dotino di tutte le attrezzature e le polizze eventuali che è il caso di fare. So che anche molte rivendite, appunto anche complice il calo delle vendite, sono in difficoltà per le spese fisse, ecco.
stiamo cercando appunto di venire incontro a queste problematiche nel limite del possibile. Cerchiamo appunto di spingere più che si può il prodotto, cercando di convincere la clientela che è un bene che vengano in edicola ad acquistare i giornali e che li paghino soprattutto, ma perché l'unica maniera appunto per sostenere l'editoria, ma anche per sostenere la libera informazione. E siete anche punto vendita appunto di biglietti per concerti e partite. Allora facciamo un po' gli sportivi e anche gli appassionati musicali. Partiamo dalla musica. Qual è il concerto che sta andando di più? Ma attualmente, adesso faccio pensare, sono tante, adesso c'è il tris tra NEC, Max Pezzali e Renga a Jesolo. Ci sono tanti appuntamenti sia nel 2017 che nel 2018, Toto Bellone, Deep Purple, Giovanotti, Biagio Antonacci, insomma di tutto e di più. Insomma, la musica piace, ancora si va ai concerti? Sì, certo, da tutte le età, sia dai più giovani ai più anziani. I giovani approfittano anche qualche volta dell'opportunità offerta dall'app 18, 18 app, acquistano i biglietti con quella, che possono farlo. Anche i docenti qualche volta vengono ad acquistare qualche materiale didattico che ho, qualche libro, ecco, approfittano di questa opportunità. Questa settimana sul Friuli c'è uno speciale dedicato ai sapori delle nostre terre. Qual è il suo piatto preferito o il prodotto tipico friulano che conosce di più? Il fricco. E lo sa fare bene? No, farlo no, lo mangio. Ma mi piacciono le minestre, riso e patate, riso perlomeno, le minestre mi piacciono molto. Quindi insomma cose legate comunque alla stagionalità alla fine. Sì. Sono attirata anche dai cibi tipo giapponesi, eccetera, che sono impostazioni completamente diverse. Ma mi piace un po' tutto, non sono particolarmente attirata. Quest'anno l'ho provato al musetto. E direi che siamo anche di stagione. E poi la polenta, il fricco. Sì, I prodotti, perché la polenta si può abbinarla a tante cose, no? E dopo abbiamo di caratteristica cosa anche il minestrone con i fagioli, anche quello, anche se non è Io lo chiamo spezzatino. o spezzatino, sì. Ma abbiamo una buona cucina, molto allettante, sì. Friuli è una bella regione. È una bella regione il Friuli. Brava. No, quello no. Sono buoni anche quelli. Polenta e musetto. Quindi siamo quasi di stagione per un pranzo di Natale o una cena di Natale. Sì, va bene. La polenta, la brovada, il musetto. Sa cucinare tutte queste cose? No, è mia moglie che fa queste cose. Comunque le fa buone perché lei è di Udine, io no, ma sa cucinare friulano. E lei di dov'è originario? Io sono di provincia di Caserta, Però insomma si è appassionato anche ai nostri sapori. Quindi. sono 50 anni che sono qua. Sono i tempi in cui si può mangiare brovata e musetto, si possono mangiare le tripe, ma si può anche mangiare un cappone arrosto o anche l'esso. Ne sa, lei è un cuoco, cioè gli piace. Sì. Cibi al di là del cappone che è un po' elaborato, ma gli altri sono molto poveri e molto semplici. Anche adatti alle feste. Si capisce, adatti a questi periodi sì. E poi in primavera il radicchio col po', cosiddetto, con le uova sode, no? Che una volta si andava a mangiarlo sui prati, adesso si mangia negli ambienti. Gli asparagi anche. La zucca, ecco, risotto della zucca, adesso radicchio, risotto radicchio. E secondo lei una tavola delle feste può essere allestita anche con prodotti friulani, tipo non so, il musetto piuttosto che la brovado, la polenta? Io sì, il musetto mi piace, sì, e con la bravada, sì, perché io sono veneta. Sì. Quindi abbiamo trovato un'altra non friulana che in realtà ama i sapori. Sì, ma sono 35 anni che sono qua, sì. Mi piacciono tutti i piatti qui locali, tranne i charsons, quelli non mi piacciono tanto, piacciono molto a mia moglie. Okay. Grazie per essere stati con noi, Edicola Friuli finisce qui e soprattutto grazie a Daniele Zulian per l'accoglienza e anche per la chiacchiera che abbiamo fatto. Molto grazie a voi e arrivederci presto. Buone feste, grazie per l'accoglienza di nuovo e l'appuntamento con Edicola Friuli torna venerdì prossimo, saremo di nuovo a Udine in via Variglaria. Buona serata.